Partita da due volti, devo fare un plauso ai miei ragazzi che oggi in condizioni poco ottimali, diciamo così, perché eravamo rimaneggiatissimi per via di squalifiche, degli infortuni, alcuni risentimenti muscolari da parte di alcuni ragazzi che hanno alla fine deciso di scendere in campo e a cui vanno i miei ringraziamenti anche per lo spirito di attaccamento alla maglia. E devo fare i complimenti veramente perché abbiamo fatto un grande primo tempo e siamo andati sopra di un gol con una prodezza balistica da parte di Piero Rosselli, approfittando di una sbavatura difensiva, di un'unità difensiva della squadra avversaria. E poi abbiamo veramente fatto un gran gol con un'azione coriacea di squadra. Abbiamo mandato a gol su verticalizzazione immediata da parte del mio centrocampista, il nostro centravanti Butera, su un assist perfetto al bacio veramente di Totò Rosone. Abbiamo tenuto bene il campo per 50-60 minuti, dopo di ciò purtroppo anche per via delle condizioni atletiche e di un campo pesante, di una temperatura abbastanza elevata nella giornata odierna, mancanza di cambi, di sostituzioni, a differenza di quanto è accaduto invece nella squadra avversaria. La squadra avversaria ha avuto la meglio nel secondo tempo e è riuscita a pareggiare la partita e poi diciamo che credo che sia un risultato giusto. Complimenti anche comunque alla squadra avversaria. Diciamo che credo che la mia squadra non pecchi a livello tecnico in moltissimi elementi, quindi a prescindere dal campo, se sia in erba sintetica, erba naturale o in terra battuta, per il mio credo calcistico dobbiamo giocare a calcio. Proviamo tante soluzioni offensive e difensive in fase di possesso e non possesso durante la settimana e quindi è giusto che venga tutto messo in campo a prescindere dal fondo campo. Ripeto, sarà una partita tosta, maschia, determinata, valida dal punto di vista agonistico. Anche al ritorno credo che ovviamente il campo in terra battuta farà la differenza, perché alcune giocate di fino ovviamente non potranno essere messe in mostra, ma di certo la spunterà chi ci crederà maggiormente, chi avrà più spirito di abnegazione, di sacrificio e forza di volontà. Non ci ho pensato due volte. Appena ho stoppato la palla ho visto il portiere fuori pali, ho subito calciato. In quel momento non ci devi pensare, vai, ci provi e boh, è nato il gol. Sapevamo di incontrare una squadra buona, una squadra che deve vincere il campionato e ci prova. E noi ci mancavano parecchi elementi, siamo venuti con una rosa abbastanza corta e l'abbiamo portata fino alla fine ce l'hanno pareggiata e complimenti sia a noi che a loro. No, mi limito al mio, di solito non faccio tanti gol durante l'anno, quindi speriamo ne faccia tanti altri e di prenderci gusto invece, dai. La società vuole vincere sempre, tutte le società vogliono vincere sempre e speriamo di farlo il più possibile e nulla.